pausa lavoro, le famose colline del Prosecco, del prima mattina, guarda Prosecco, dappertutto vedi tu, pieno di Prosecco, alberi di Prosecco. E grazie, dico sempre, a queste bellissime mappe fornite dalla comunità, tipo non so, una delle almeno quella che uso io è Komoot, ma ce ne sono altre di app che usano delle mappe condivise, ti regalano posti che io sinceramente sono stato tante volte a Valdobbiadene, ma questa ipovia non l'avevo mai fatta, per dire. È anche una bella giornata, io mi sono vestito a spedizione antartica, sono già che sudo. Ah sì, aspetta che magari vuoi replicare nel senso farlo anche tu. Allora, questo tracciato nel mio profilo Komoot si chiama TV spazio Valdobbiadene, due punti, Anello e Malga Mariec, data 16 gennaio 2025. Ah sì, in questi monti, per lo più fino a pochissimi anni fa, c'erano tanti lupi, sono stati avvistati tanti lupi. Speriamo di non avvistarli oggi, oppure speriamo di avvistarli, ma che anche loro abbiano la mia stessa filosofia, minta il mio, tinta il tuo. Sono decisamente fuori forma, ma questo giro mi serve perché lavoro tanto, nel senso che sto tanto seduto, tanto fermo, hai capito? E quindi ho l'assistenza proprio al minimo, stiamo andando come fosse una mountain bike muscolare, perché la fatica è quella, te l'assicuro, è la stessa fatica della Bianchi, e basta. Però vabbè, ovviamente come sempre hai tutt'altre gomme, tutt'altre sospensioni, tutt'altro telaio, cioè una bici molto più sicura poi per la discesa, i freni non ne parliamo. E tra il glicine, il sambuco, sella più inguine uguale un ucco. Cassarola, se ero fuori allenamento ragazzi, porco cane, perché è tanto ripida. In più fuori allenamento in tutti i sensi, non solo a livello muscolare ma anche a livello proprio della pressione dei nervi, cioè tipo lo stare con la mia ciccionitudine in sella mi fa schiacciare i nervi delle chiappe, porca miseria, ho dovuto fermarmi anche per quello. Adesso se casca questo a posto siamo, via via via. Guarda che è tanto ripida, io te lo dico, penso il sentiero sarebbe stato questo, bellissimo ma in salita, dove vai che tutto foglie e rametti. Pertanto nella traccia che vedrai si è sempre seguita questa sorta di mulattiera, di strada forestale, altrimenti appunto il sentiero era abbastanza enduro, molto bello, e tagliava tutti i tornanti, andava giù dritto praticamente. Prossima volta nel senso, prossima volta che lo si fa in discesa, non in salita, non puoi. Vedi, maledetti libri di psicologia. Mi tocca dar ragione a tutti quando si sostiene che in gruppo fai tante cazzate che da solo non avresti mai fatto. Cioè tipo io adesso provo dei grossi fermi a non entrare perché c'è scritto strada privata dappertutto, videosorveglianza, fototrappola, vabbè, quelle ovviamente sono cose false. Per il fatto che ci sia scritto strada privata e che ci sia del fil di ferro che blocca la strada mi impedisce psicologicamente di proseguire. Se invece ero con qualcuno ovviamente saremmo andati avanti. Quindi allunghiamola un pochino sempre per la mulattiera, diciamo. Per carità, bellissimo anche di qua, però va contro i miei desideri inconsci. I miei desideri inconsci erano di entrare là nella proprietà privata, vedi? Poi in qualche modo i condizionamenti mi hanno bloccato, i condizionamenti acquisiti negli anni in cui ho vissuto in società, no? Cioè proprietà privata, non te che passi, ho saluto che te dice, pure te un fai panorama, guarda, patrimonio UNESCO e colline del Valdobbiadene, qua siamo, cioè perlomeno quelle del Prosecco sono più avanti, queste sono le colline normali, diciamo. Che sogno ragazzi, che sogno, è che sai cosa ho visto? Andare in bici, cioè provare le emozioni che provo io andando in bici, è qualcosa di indescrivibile, talmente indescrivibile che effettivamente ho visto nei video fa anche schifo. Infatti quando montavo i video con la musichetta che andavo in bici, veramente, cioè perfino io mi rompevo le palle, è strano, è veramente una cosa che non si può trasmettere in video, veramente. Oh, ma che bello, Valdobbiadene, bello bello bello, cioè dimmi che non è uno spettacolo, e mentre ti dico dimmi che non è uno spettacolo, quella è pianezze, ti spiego un altro vantaggio di queste app, ok, di queste mappe programmate. Tu non puoi sapere dove stai andando, se ce la farei con la batteria o se ce la farei con il fisico. Con le mappe tu hai tutto il tracciato, dici ma sì, è tot pendenza, tot chilometri, ce la faccio.
o non ce la faccio, oppure uso più assistenza, uso meno assistenza e via discorrendo, hai capito? In più ti togli sempre quell'ansia di dire o di pensare cazzo, sto sbagliando il percorso, mi sono perso, hai capito? Perché dopo, quando vai in mezzo alla natura, è normale, certi sentieri sono indicati, altri si ramificano, si diramano a non finire e tu ti trovi in tutt'altro posto rispetto a quello dove volevi andare, no? Ho già ciucciato metà batteria perché ero fuori forma, ho utilizzato metà assistenza. Che passo? No, non che passo. Che pacchia la vita, ragazzi. Ok, qui il sentiero praticamente sparisce. Ecco, il discorso che interrompono i sentieri, ti perdi anche con le mappe, cioè ti perdi, devi ricalcolarti i percorsi, porco cane. Vabbè, dai. Wow, guarda che panorama a sinistra. Guarda ragazzi, che razza di panorami, guarda in fondo. Guarda che bello. Ara. Ai ai. Pausa. Pausa, bisogna arrivare a 1500 passametri e siamo partiti da 200 metri. Va bene, dai, con calma, perché sono veramente fuori allenamento. Da una vita non andavo in bici, che non facevo un giro serio. Qua è tutto un sgommare, devo andare a piedi, non fa grip, non ce la faccio tipo più. Maremma impestata. È che sono questi panorami che mi danno la voglia di continuare. Per farti capire due cose, con l'assistenza, con un po' di assistenza, l'assistenza a metà, ovvio che sarebbe piacevole, però non ci si arriva come chilometri, non è fattibile, quindi è sempre quello che devi tenere in mente dell'e-bike: più assistenza uguale meno chilometri che puoi fare. Ora sono arrivato al passo Mariez e questa si chiama strada Balcon. Ho 16,9 km restanti e il 37% di batteria. Spero di farcela, altrimenti dovremo girare e tornare indietro. Aspetta, fuori forma. A me sta ancora passando l'influenza, ho avuto una mega influenza i giorni scorsi, quindi è normale che sia particolarmente debole. Difatti, ok, la rifaremo, quindi zero aspettative di arrivare a Malga Mariez e la rifaremo con un'assistenza più bassa, perché così la batteria non ce l'ha fatta. Siamo a 1200 metri, mancano altri 300 metri, per carità, il dislivello. 2,5 km, non ce la faccio proprio più. Vabbè, perché siamo decisamente fuori stagione, se no ovviamente ti portavi via un caricabatterie, andavi in una Malga, che ce ne sono, e ti prendevi una birra media o un paninetto, quello che volevi, e intanto si ricaricava la batteria. Così tu, in quel caso io, ma io anche tu, perché forse anche tu prima o dopo ti butterai in questi casini, potevi farti, dove sto qua col furgone, potevi farti la strada più, non mi viene addosso che se giasso, più in relax. Si sbriccia. Avete usati, era destino, si sbriccia, si scivola in una maniera assurda, persino con queste specie di mombutto che ho preso, e quindi non riesco neanche a spingere a mano la bici. Devo per forza tornare indietro, un peccato. Vabbè, lo si rifarà, sta Malga Mariez, c'è da una vita che devo farla. È un peccato, perché io mi ero fatto il panino che volevo mangiare lì sui Malga con la vista panoramica, era veramente uno spettacolo. Però ragazzi, cioè, giuro, è ghiaccio, non è neve, sembra neve ma non è affatto neve, è tutto ghiaccio, si scivola in una maniera veramente incredibile. Porco cane, che sto gelando, porco cane, sono anche tutto stofo di sudore, spero di non riprendermi qualcos'altro. Maremma impestata. Avevo fatto sta strada qua prima, cioè io e le mie vertigini avevamo fatto sta strada qua, sì, vabbè dai, ok. Che freddo che ho usati, che freddo assurdo, Maremma impestatissima. C'è il panino che col freddo è diventato duro come non so cosa. Volevo cogliere l'occasione per dire una cosa importante che forse non tutti sanno. Quando sei nella natura, le immondizie o te le metti su per il culo oppure te le porti a casa. Io
sinceramente preferisco portarmele a casa che è più pratico. Vabbè dai, è stata un'esperienza un po' sfortunella, ci rifaremo. Non dovevo farti i video del ritorno, non dovevo farti i video del ritorno. Invece te li sto facendo. Madonna, ma sono terribili. Vabbè dai, adesso stoppo. Che bella l'ape. Questi sono gli ultimi giorni senza Alessia, non so se si vede, si capisce. Come fai a proibire a una persona l'aglio e la cipolla? Cioè che sono le basi della cucina. Che bel cane che abbiamo. Cose a cazzo. Che bel cane che abbiamo. Uga! 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 Aspetta che prima di fermarmi a lavorare voglio... Sono comodissimi. Stai guardando i video? Hai messo il like? Lo consiglio perché la cosa è ultra collaudata da anni. Se metti il like Gesù è felice, c'è proprio che arriva su, lo capito? Sì.